Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi tanta la cronaca per raccontarvi il nostro territorio, tanti servizi ed anche i collegamenti con le nostre redazioni. In primo piano un incidente mortale, un motociclista di 51 anni, Massimo Pangallo, ha perso la vita in serata tra le 19:30 e le 20 a poca distanza dal casinò di Canoghera, sul tratto dopo la casa da gioco in direzione di Jesolo. Sul posto per i soccorsi è giunta un'ambulanza del SUEM, il cui personale però non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di strada è stato isolato dagli agenti del reparto motorizzato della polizia locale di Venezia per iniziare i rilievi. La ricostruzione dei fatti. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, ma la dinamica è tuttora al vaglio. La causa del drammatico sinistro potrebbe essere un sorpasso da accertare con immagini, misurazioni e testimonianze. Sul tratto della strada statale si sono registrati rallentamenti e la viabilità gestita dai vigili. Pangallo abitava alla Gazzera e lavorava come fotografo ad Oriago. E continuiamo a parlare di incidenti stradali. Andiamo nel Padovano perché ci sono 5 incidenti nelle ultime ore, alcuni quasi in contemporanea, la maggior parte nell'Alta Padovana, numerosi feriti, uno in gravi condizioni. Vediamo dunque il servizio. Raffica di incidenti in poche ore nel Padovano, quasi tutti nell'Alta, il più grave in via Principessa Iolanda a Grantorto, che ha visto coinvolte 2 auto e 7 persone, 4 i feriti, 1 in pericolo di vita. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, che ha estratto dall'auto un passeggero, poi affidato alle cure del personale del 118 insieme ad altre 4 persone. Le operazioni sono durate un'ora, sul posto anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità, rimasta bloccata per ore. A ricostruire la dinamica i carabinieri di Carmignano, infatti, coinvolti una Fiat Punto guidata da un bosniaco 32enne che aveva al suo fianco la moglie di 23 anni, ora in ospedale, e un cugino 23enne di Vicenza, ricoverato a Padova in pericolo di vita. L'altra auto coinvolta è una Mercedes guidata da un moldavo di 25 anni che non è rimasto ferito e che a bordo aveva 3 passeggere di 25, 20 e 17 anni rimaste ferite. Le 2 vetture si sarebbero scontrate frontalmente e una delle 2 si è anche ribaltata. Incidenti anche a Villanova di Camposampiero con 4 feriti non gravi, coinvolte 4 auto, di cui una è finita ribaltata nel fossato e una sarebbe fuggita. Un incidente nato dal contatto tra le fiancate di 2 autovetture che si sono incrociate lungo una strada stretta. Sul posto carabinieri e pompieri. A Trebaseleghe invece scontro frontale tra 2 auto, una è finita nel fosso, 4 le persone a bordo. Incidente senza feriti a Camposampiero, in via Straelle, e scontro tra una macchina e un furgone ad Anguillara Veneta. I vigili del fuoco di Rovigo hanno estratto i 2 conducenti, rimasti incastrati, e il bilancio è di 4 feriti non gravi. A Piancavallo un 74enne ciclista amatore padovano è morto per un grave malore mentre saliva per assistere al passaggio del Giro d'Italia. Doveva essere una giornata di festa per il grande ciclismo, ma la 20ª tappa del Giro d'Italia, da Gemona a Piancavallo, è stata segnata da una tragedia. Questa mattina, all'altezza dei ripetitori, un ciclista amatore di 74 anni, Resio Salvan, nato a Monselice in provincia di Padova e residente, è stato colto da un grave malore mentre affrontava la salita in attesa del passaggio della Corsa Rosa. Immediato l'intervento dei soccorsi. L'uomo è stato rianimato sul posto e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Pordenone in codice rosso. Nonostante i tentativi dei medici, è morto dopo il ricovero. E gran successo per la Monselice Rosa, la gara di mountain bike è andata in scena sui colli euganei, 3 però le cadute che hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. 3 gli interventi del soccorso alpino di Padova durante la gara di mountain bike Monselice in Rosa, che si è svolta tra la città della Rocca e i colli euganei. 2 le cadute che hanno coinvolto altrettanti ciclisti con conseguenti trauma cranico alla spalla e contusione.
assistiti da un'infermiera del pronto soccorso alpino, sono poi stati trasportati in ambulanza in ospedale. Più grave, invece, il terzo incidente all'altezza del Monte Fasolo, che ha richiesto l'intervento dell'equipe medica e dell'elicottero del SUAM 118 per trasportare il ciclista all'ospedale di Padova. Esce di strada con la moto e finisce nel fiume Bacchiglione, salvato dai vigili del fuoco un uomo di 53 anni. Vediamo il servizio, aspettiamo loro un attimo, intanto andiamo a Treviso dove dovrebbe essersi collegato. Ecco qua, il servizio allora. Aggrappato alla riva del Bacchiglione nel buio della notte, nella speranza che qualcuno lo salvasse dopo essere finito nel fiume con la sua moto. È l'incubo vissuto ieri sera a Ponte San Nicolò da un uomo di 53 anni, uscito autonomamente di strada mentre percorreva l'argine in moto, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'allarme è scattato intorno alle 22:40 in via Marchioro. A individuarlo sono stati i vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori arrivati da Venezia. Il Centauro era in acqua, aggrappato alla riva in una zona impervia e ricca di vegetazione. Il recupero si è rivelato infatti particolarmente complesso a causa del terreno scosceso e del buio. I soccorritori per salvarlo hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali e corde di sicurezza dopo aver creato un varco tra la vegetazione. Una volta raggiunto, il 53enne è stato immobilizzato su una barella e affidato cosciente alle cure del SUAM 118. Sul posto anche i carabinieri di Ponte San Nicolò per tutti i rilievi del caso. Ed ora andiamo a Treviso per tornare a parlare della zona rossa. Ci sono ancora tensioni in città e ce ne parla la nostra Marta Marangon, che la vedo pronta sul nostro schermo insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Treviso in Riviera Margherita, una delle zone più belle anche della città di Treviso, ma nel centro della zona rossa, dove soprattutto negli ultimi giorni si sono riaccentuate le tensioni con tutta una serie di episodi che stanno allarmando non poco. L'ultimo in ordine di tempo, dopo la rissa in Corso del Popolo, l'ultimo in ordine di tempo è accaduto proprio qui l'altra sera. Siamo all'altezza dell'incrocio con via Tommaso da Modena. Qui una ragazza che abita poco distante, che era scesa a fare una passeggiata con il cane, è stata circondata da un gruppo di giovani, da un gruppo di Maranza che hanno iniziato a fare degli apprezzamenti. Insomma, la ragazza terrorizzata è stata salvata da un passante. Ovviamente l'episodio ha destato non poco allarme. Sentiamo quindi nel servizio, dalle parole anche della mamma della giovane, che cosa è successo. Mia figlia tra le 19:45 e le 20 stava portando a passeggio il cane in Riviera. All'altezza di via Tommaso da Modena è stata avvicinata da questo gruppo, saranno stati 8-10 di personaggi non italiani, visibilmente alterati, tutti con bottiglie di alcolici, birra in mano, e hanno cominciato a fare apprezzamenti poco gradevoli. A parlare e a raccontare quello che è accaduto alla figlia 27enne è una residente di via Roma, toccata in prima persona dall'escalation di violenza registrata negli ultimi giorni tra la stazione Ponte San Martino e Corso del Popolo. La ragazza ha cercato di ignorare il gruppetto, che si è fatto a quel punto ancora più minaccioso. Per fortuna passava questo ragazzo residente in zona che ha capito il momento di paura e di difficoltà di mia figlia. Ha fatto finta di conoscerla, si è messo a parlare e l'ha gradatamente allontanata dal gruppo finché è riuscita a ritornare a casa, diciamo senza portare conseguenze, se non lo spavento enorme, la consapevolezza che adesso diventa veramente rischioso anche scendere durante il giorno semplicemente per portare fuori il cane o per uscire di casa.
e questo francamente è intollerabile. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri e segnalato via email a sindaco e polizia locale. La giovane sta fisicamente bene ma emotivamente è molto scossa. La madre parla di situazione ormai degenerata. In questo momento bisogna cercare di intervenire immediatamente perché non è più gestibile. In qualsiasi ora del giorno ci sono risse. Nel 2025, continua, l'istituzione della zona rossa aveva dato risultati concreti, ora non più. Rispetto all'istituzione della zona rossa lo scorso anno, dove si era visto assolutamente un miglioramento, quest'anno onestamente non sembra neanche di essere in zona rossa. Venerdì, nella stessa serata della scazzottata in Corso del Popolo, in via Roma altri disordini al pub, con i residenti dei condomini intorno esasperati da urla e schiamazzi e il titolare costretto a chiamare più volte le forze dell'ordine. C'era un gruppo di marocchini, mi è stato detto, che hanno attaccato briga con un gruppo di turisti tedeschi venendo alle mani e questi erano talmente terrorizzati che non volevano neppure alzarsi dal pub per raggiungere l'albergo per paura di essere poi aggrediti. Un quadro che fa infine dire alla mamma della ragazza accerchiata dal branco: bisogna veramente che la situazione venga presa in mano, che ci siano dei presidi fissi e che ci sia un controllo costante durante tutto l'arco della giornata. Non possiamo lasciare che la zona degeneri così. So che non è l'unica, so che è ovunque, però noi abitiamo qua e non possiamo tollerare più. Ecco, questa dunque è la situazione, lo stato d'animo con il quale vivono i residenti. Siamo, dicevamo, nel cuore della zona rossa che terminerà proprio tra pochissimi giorni. Il 6 di giugno si dovrà quindi decidere poi con le autorità competenti se prolungarla o meno, in che modo e cosa fare. Mercoledì è previsto un comitato ordine e sicurezza in prefettura a Treviso, durissimo. Il sindaco Mario Conte, sentiamo. Mercoledì c'è in programma il Comitato Ordine e Sicurezza e chiederò innanzitutto di confermare la presenza dell'istituzione della zona rossa. Ho annullato tutti i miei impegni anche perché voglio essere presente in prima persona per ribadire la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel nostro territorio, soprattutto in quei quadranti che hanno evidenziato maggiori criticità. Quindi non ci sono più giustificazioni. Giustificazioni finite, ognuno si prenda la propria responsabilità. Di fronte ai continui episodi di intemperanza, se non aperta violenza, che da giorni si verificano tra la stazione e Piazza Borsa, il sindaco Mario Conte lancia un messaggio forte e chiaro: così non va, la pressione sui soggetti che continuano a provocare disordini va aumentata. Negli ultimi giorni ci sono stati questi episodi che quindi ci hanno fatto fare un passo indietro rispetto alla sicurezza della nostra città, cosa che non è assolutamente tollerabile. Già in questi giorni telefonicamente ho sollecitato prefetto e questore di incrementare i controlli. Io ho disposto una presenza importante da parte della nostra polizia locale, però è altrettanto vero che serve una reazione da parte delle forze dell'ordine. Ed è questa la posizione che Conte intende portare mercoledì in prefettura al tavolo del comitato provinciale. Il sindaco allarga poi il ragionamento: la sicurezza, a cominciare da quella urbana, è diventata un problema nazionale ed è lo Stato a doversene fare carico. La prima cosa da fare è incrementare gli organici delle forze dell'ordine, la seconda cosa da fare è assolutamente agire da un punto di vista normativo. È troppo evidente che coloro che commettono e continuano a commettere questi reati alla fine non pagano mai il conto, non finiscono in galera e ce li ritroviamo sempre in mezzo ai piedi. Serve una reazione forte da parte del Paese e quindi sarà mia cura, non tanto come sindaco di Treviso, ma soprattutto come presidente ANCI, di sollecitare anche il ministro Piantedosi e tutto il governo affinché si prenda per mano una legge che possa garantire la sicurezza dei nostri territori e possa anche certificare l'ottimo lavoro che le forze dell'ordine svolgono nonostante siano palesemente sotto organico.
Ecco, a proposito di forze dell'ordine, Nicoletta Rizzetto sta inquadrando la pattuglia della polizia locale che è appena arrivata in questa zona, testimonianza di questo impegno ulteriore che è stato richiesto dal sindaco per presidiare questa zona che peraltro appunto è frequentata dai turisti. Abbiamo appena visto passare il trenino turistico che peraltro era pieno, visto che in questi giorni con il ponte del 2 giugno si riscontrano diverse presenze turistiche in città. È chiaro che episodi di questo genere creano allarme sociale, ma creano anche parecchie tensioni e dibattito dal punto di vista politico. Sentiamo quindi alcune reazioni che abbiamo raccolto. Treviso non è Milano, Treviso non è Roma. Treviso peraltro è una città in cui questo fenomeno criminale, che ormai denunciamo da anni e lo denunciava anche Conte nel 2016 e nel 2017, è un fenomeno che si concentra in 300 metri di strada da via Roma a piazza Borsa, passando poi per i giardinetti, via Zorzetto. Quindi si tratta di un fazzoletto di terra dove evidentemente chi ha la responsabilità non riesce a estirpare e a definire il fenomeno. Episodi di violenza, disordini in via Roma, zona rossa, scuotono la politica trevigiana e le reazioni continuano. Parla da esponente di Fratelli d'Italia, ma anche da residente, l'avvocato Fabio Crea, in aperto scontro con il sindaco Mario Conte in materia di sicurezza. Affermare che non c'è certezza della pena e quindi si verificano questi fenomeni è sbagliato, è un'altra scusa per dare la responsabilità a qualcun altro. Bisogna fare in modo che non si verifichino questi episodi, perché la certezza della pena eventualmente interviene su reati che prevedono il carcere quando questi si realizzano, ma il compito dell'amministrazione comunale principalmente è quella di evitare che si verifichino questi fenomeni. Il consigliere comunale dei Meloniani Davide Acampora si associa pubblicamente alle parole di Crea. La zona rossa, dice, rischia di diventare più una misura curativa che preventiva e perdere di senso rimanendo sulla carta. Serve un secondo step, servono presidi fissi nei punti più delicati della città, includendo anche via Zorzetto e via Collalto. In tema di presidi fissi interviene, ma in un'altra direzione, l'esponente di Coalizione Civica Luigi Calesso. Ma c'è da chiedersi anche che fine ha fatto il presidio fisso ripetutamente promesso dal sindaco in via Roma. Non si tratta di una misura a cui io sia particolarmente favorevole, perché ritengo che questa forma di militarizzazione del territorio, dei luoghi, degli spazi della città non debba necessariamente portare a risultati positivi, ma è il sindaco che deve rispondere ai suoi elettori e a tutti i cittadini rispetto a una promessa che ha fatto anni fa e che non si è ancora concretizzata. Questa dunque è la situazione per il momento da Treviso. È tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Marta Marangone, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ora noi ci spostiamo a Teglio Veneto con Federico De Rossa e Michele Zanette per parlare della tragica morte di Dario Vazzoler, il 65enne ucciso nell'esplosione del suo garage. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è una giornata di lutto, di dolore e di tanti interrogativi per la comunità di Teglio Veneto. Ci troviamo all'esterno dell'abitazione in via Viola, dove nella mattinata di ieri intorno alle 9 si è verificata questa devastante esplosione. Immagini che parlano davvero da sole. A perdere la vita il 65enne Dario Vazzoler, ex bancario e molto conosciuto lungo tutto il territorio. Poco fa, prima di venire in diretta, abbiamo parlato con molti vicini che erano vicini proprio alla stessa famiglia, chiusi nel dolore e sotto shock segnati da questa esplosione devastante di ieri mattina, che si è sentita a diversi chilometri di distanza. Un'esplosione partita proprio dal
dalla bombola di gas. Come potete vedere dalle immagini, casa completamente distrutta, ci sono arredi, divani, svariati mobili fuoriusciti all'interno dell'abitazione e una villetta davvero spaccata in due. Vi facciamo vedere anche la recinzione dove il corpo del 65enne è stato proiettato, da quanto abbiamo appreso sul posto. Secondo una prima ricostruzione che è ancora al vaglio però degli investigatori, l'esplosione si sarebbe verificata, sarebbe stata innescata proprio da una scintilla partita dall'interruttore che aziona la porta basculante del garage. Una potenza devastante, tanto da far crollare proprio i muri, come state vedere, di cinta dello stesso edificio. L'impatto, lo scoppio è stato davvero devastante, non ha lasciato scampo al 65enne che si trova proprio nei pressi del garage dove si trovava la bombola di gas al momento dell'esplosione. A dare l'allarme è stata la moglie, che fortunatamente si trovava nel piano superiore, dall'altro lato dove la villetta non è stata toccata. Presenti sul posto questa mattina abbiamo parlato da lontano con la stessa moglie, visibilmente scossa, che ha perso il marito e i due figli presenti, che stavano cercando in qualche modo di riordinare i pezzi, i detriti che erano fuoriusciti dal giardino della propria abitazione. Potete immaginare l'impatto devastante dall'esplosione. Ieri lungo la careggiata c'erano tantissimi detriti. Se possiamo inquadrare anche tramite le immagini di Michele Zanetti, lì del cancello si vedono ancora dei pezzi appunto della villetta. Sul posto si sono precipitati tempestivamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Portoguaro, al quale sono affidate proprio le indagini, e si sta andando in queste ore verso l'ipotesi di un tragico incidente. Sul posto ieri scosso, abbiamo parlato prima anche proprio con i vicini che ci hanno segnalato la presenza anche del sindaco di Teglio Veneto, Oscar Ciccutto, in lacrime e molto scosso per questa tragedia che mi rimarrà impressa davvero per molto tempo, per anni, in tutta la comunità. Come avevamo detto, una persona molto conosciuta, ex bancario, e solamente il fatto, la casualità, quell'istante in cui il 65enne si trovava nel suo garage, questa scintilla, e subito poco dopo, qualche secondo, questa esplosione violentissima che non gli ha lasciato scampo. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera. Una notizia però che ha devastato e ha scosso davvero tutta la comunità, con gli stessi vicini chiusi nel dolore, perché avevano un ottimo rapporto con la stessa famiglia e mai si sarebbero aspettati proprio di fronte a casa loro una scena davvero apocalittica, con una casa completamente distrutta e una persona che purtroppo è deceduta, e ben voluta da tutte le persone che abbiamo sentito questa mattina. Da Teglio Veneto è tutto, a te in studio. Grazie davvero a Federico De Ros. Noi continuiamo con la cronaca e andiamo subito a Belluno per un'operazione della polizia. Un cittadino stradino è stato aggredito, 5 persone sono state denunciate, ma ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Vediamo se riusciamo a collegarci con Tiziana Bolognani. Niente, ci sono dei problemi con il collegamento. Niente, allora intanto continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare dell'attentato incendiario ad Enego, nel Mirino. Il cronista Adriano Cappellari, che aveva scritto un articolo in solidarietà a Don Patriciello, il parroco anticamorra. L'attentatore ha lasciato anche una lettera con minacce alla Premier Meloni.
Attentato incendiario e lettera di minacce davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista di Enego, già oggetto in passato di minacce per la sua vicinanza a Don Patriciello, parroco di Caivano, nel mirino della camorra. Cappellari era appena rientrato a casa poco dopo le 23:15. Tempo di entrare e aprire la porta, 5 minuti neanche, e ho sentito un'esplosione fortissima proveniente dall'esterno. E la casa si è illuminata anche all'interno di arancione delle fiamme, del fuoco. Allora sono uscito subito, c'era un odore fortissimo di benzina, le fiamme erano altissime e i miei vicini crollavano. L'intervento tempestivo dei vicini di casa ha consentito di spegnere le fiamme prima che si estendessero al resto dell'abitazione. Subito sono state avvertite le forze dell'ordine. Nelle immagini della telecamera di videosorveglianza si vede una persona che prima appoggia una lettera contenente minacce al cronista, a Don Patriciello e alla Premier Meloni. E poi va a posizionare questo ordigno che poco dopo viene acceso ed esploso davanti al cancello di casa. Un fatto inquietante che sembra collegarsi alle ripetute minacce ricevute dal parroco anticamorra. Cappellari però non si capacita del perché, come del collegamento con il sacerdote che era venuto ad Enego nel 2024 e con la Premier Meloni. Io ho fatto un articolo per Roma di Patriciello per solidarietà, anche ricollegandomi all'evento di Enego, e quindi io non mi sono mai occupato di criminalità organizzata, di articoli di mafia o altro, no? Perché io sono un cronista dell'Altopiano, quindi il mio comune di Enego. Io escludo che ci siano realtà di mafia, di criminalità organizzate che siano dietro questi gesti. Per me possono essere più persone locali a cui dà fastidio che io scrivo sul giornale dell'Altopiano, insomma. Vastissimo l'eco dell'attentato, con moltissimi attestati di condanna dei fatti e solidarietà giunti al giornalista in queste ore dalle più alte cariche, a partire dalla Premier Meloni. Solidarietà anche dall'ordine e dal sindacato dei giornalisti del Veneto. E la solidarietà che c'è stata unanime anche delle forze governative è stata molto, apprezzo molto, perché non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, insomma, ecco. Ed ora sentiamo le parole del sindaco di Enego. Ancora colpiti e sbigottiti per quanto accaduto stanotte nella casa del nostro Adriano Cappellari, un bravissimo giovane che si è sempre dato da fare all'interno della comunità, la Proloco, il tavolo della legalità, molteplici le iniziative che è riuscito a portare avanti seppur la sua giovane età. Sbigottiti ancora anche per quanto riguarda i danni recati alle case di terzi, ma soprattutto la paura di Adriano e della sua famiglia. Un gesto deplorevole che dobbiamo condannare come comunità, ma anche a livelli più alti della nostra comunità. Un gesto che ci porta ancora coi piedi per terra quanto difficile sia dire la verità e soprattutto combattere per quello che si crede sia giusto, e quante persone ignoranti e ignobili ci sono al mondo che cercano di zittire chi è libero. E ora andiamo invece nel veneziano, andiamo a Chioggia perché parliamo dello sciopero della pesca, l'aumento del gasolio e l'ultima tegola su un settore già in crisi. I pescherecci di Chioggia si fermano per protesta, ma ce ne parla il nostro Filippo Fois. Filippo, ti vedo, buongiorno. E prendiamo la linea dal mercato ittico di Chioggia, che oggi è fermo, non si è mosso nessun peschereccio, lo chiedo a Marco Spinadin. Sì, per quale motivo? Ma allora noi siamo incontrati venerdì ovviamente con le imprese di pesca. Il motivo è che non abbiamo notizie per quanto riguarda il credito d'imposta per il mese di giugno, e quindi noi già oggi saremmo andati a pescare con il costo del gasolio 1,20 euro, che per noi in questo momento qua è insostenibile. Perché non stanno arrivando questi fondi che vi erano stati promessi comunque? No, allora certamente ci sono stati promessi. Sono stati stanziati addirittura, ma non arrivano. Esatto, e noi aspettavamo giustamente un codice che ci potesse dare questo credito d'imposta del 20% del costo del gasolio, già come avevamo fatto con il Covid all'interno dell'F24. Da quello che sappiamo la cosa non sarà così, e quindi presumo che le cose si allungheranno abbastanza per averlo. Sì. Ci avviciniamo ai suoi colleghi, che così sentiamo anche un pochino di voci da parte degli altri pescatori. Quanto è difficile oggi fare questo lavoro? Molto, ma non è
cioè, è molto perché prima di tutto è un mestiere particolare, quindi ci vuole generazioni di pescatori, non ci sono più generazioni di pescatori come una volta, poi tutte queste nuove leggi europee, questo credito di posta che stiamo aspettando, le guerre che succedono, quando che noi facciamo i piani triennali, il piano triennale deve essere che per 3 anni devono essere delle certe regole, ma non è così, ogni volta capita qualcosa, non per colpa nostra, non è per colpa di chi può essere, però il mondo funziona così e purtroppo alla fine chi ci rimette ce l'abbiamo sempre noi pescatori. Tra l'altro questa è una delle marinerie, anzi è la più importante d'Italia, nonostante si citi sempre Mazara del Vallo. Sì, diciamo che abbiamo mantenuto il numero di imbarcazioni nel tempo. Circa 150 aziende che lavorano. 162. 162 con quante persone? Beh, moltiplichiamo per 4-5 che sono la media degli equipaggi che abbiamo, quindi insomma poi bisogna tener conto dell'indotto e quindi non è soltanto chi lavora in termini diciamo produttivi perché va a mare, ma insomma abbiamo anche l'entroterra. State incrociando le dita, se non arrivassero continuassero a ritardare questi fondi che devono arrivare. No, guarda, io sono assolutamente fiducioso, devo ringraziare il governo perché già venerdì quando noi abbiamo fatto il primo incontro abbiamo avuto una risposta immediata da parte del nostro ministero, del sottosegretario, del ministro, e tant'è che c'è un incontro importante mercoledì pomeriggio a Roma e credo che in questo caso ascolteranno insomma, le nostre difficoltà. Molti si chiederanno, non so se chi vuole rispondere, si è parlato tantissimo anche del granchio blu come una delle tante tegole che erano cadute sul settore, oggi com'è la situazione? Chi vuole rispondere? Risponde lei sempre dall'acqua. Vabbè, fa lo stesso, posso rispondere io. Beh, la situazione è sempre quella che c'era prima, anzi il granchio blu è ancora aumentato ancora di più. Non se ne parla più come prima, però il problema resta lo stesso. Quindi sì, poi per noi che siamo più parte dell'industria non è il granchio blu quello che ci dà più preoccupazione. Per noi è questo discorso del gasolio. Che siamo partiti. Andate 4 miglia dalla costa. Sì, siamo 4 miglia fino a 30-40 miglia, quindi siamo partiti da quando è cominciata la guerra, da che avevamo il gasolio 75 centesimi, andare a pagare 1,35 € è diventato quasi il doppio, quindi il guadagno non va più a riprendere le spese, ma non è aumentato solo il gasolio, sono aumentate le casse, sono aumentate tutto quello che serve per riarmare la barca e quindi il problema è grosso. Grazie, noi continueremo naturalmente a seguire come va questa vicenda sperando che si risolva presto, però restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo immediatamente a Cassola dove scopre i ladri in casa e li affronta un imprenditore rimasto ferito, ma ci dice tutto la nostra Vanessa Banzato e Andrea Benetti. Vanessa, buongiorno. Attenzione, siamo in onda. Buongiorno Vanessa, a te la linea. Sì, buongiorno, ci troviamo assieme a Claudio Vettorazzo che è stato vittima di una cruenta rapina sabato sera nella sua abitazione. Siamo in via Giovanni XXIII a Cassola. Claudio Vettorazzo, lei ha aggredito uno dei 2 malviventi, se l'è trovato davanti e l'ha affrontato senza pensarci un attimo, solo che lei ha riportato 2 profonde lesioni alla testa. Come sta oggi? Ci racconta cosa è successo? Sì dai, oggi sto un po' meglio, le ferite guariscono per fortuna, le botte passano, però quello che ho fatto l'ho fatto proprio di istinto, non ho pensato a niente, ho pensato solo che dentro a casa mia non deve entrare le persone che non sono invitate, ma purtroppo loro lo fanno per suo lavoro. E invece io lavoro ma vado dentro suonando un campanello e chiedendo permesso, loro non lo fanno. Là ho reagito nell'istinto di attaccarlo, l'ho attaccato, è successo quello che è successo, è andata anche da un lato mi chiamo anche fortunato dopo di aver fatto quello che ho fatto, però sono anche soddisfatto di quello che ho fatto, perché se nessuno perché fa niente, purtroppo loro sono sempre più liberi. Allora devono capire anche quei personaggi che per entrare
ci sono di altri percorsi da fare, devono restare a casa sua. Lei è riuscito durante l'aggressione a togliere il passamontagna a questa persona? È riuscito a vederlo? Lo riconoscerebbe? Vi siete parlati? Cioè, cosa le hanno detto? Allora le uniche parole erano solo quelle te coppo in dialetto mio, l'altro ti ammazzo, giù parolacce, io che però non riuscirei a riconoscerlo perché è impossibile in quei momenti là a ricordare, non vedi forse neanche quello che fai, vai via proprio a come essere dentro su un tunnel. Vai, e dove esci. Sono uscito da questo tunnel, definendo un tunnel, anche in una maniera abbastanza, non proprio, stavo meglio 2 ore prima che succedesse quello, ma sono uscito anche sano, salvo, con un po' di botte e qualche ferita, però dai, è andata bene per me, è andata bene così. Tra l'altro lungo questa via pare che siano state colpite, prese di mira forse dalla stessa banda, anzi praticamente con certezza dalla stessa banda, dagli stessi malviventi, i 2 che sono entrati nell'abitazione di Claudio Vettorazzo, un terzo complice che li attendeva con appunto al volante di una Volvo grigia, su cui poi tutti e 3 sono scappati, quindi lei è riuscito a vederli anche scappare? No, esatto, allora io quando sono uscito di casa, che ero una maschera di sangue, perché il sangue è venuto fuori, non so neanche come mai che ho tanto sangue così, vuol dire che ne ho tanto, in strada ho suonato a fianco a mio fratello, alla gente che è uscita. Quando stavo spostandomi ho visto questo Volvo arrivare e gli ho gridato prendili sotto, perché erano usciti dalla proprietà dei miei genitori a fianco a me, e gli ho detto questa macchina urlando prendili sotto, ma non era una macchina di passaggio, era il suo complice e gli ha dato un passaggio giustamente. Adesso sembra una barzelletta, ma è così. I carabinieri adesso stanno svolgendo tutte le indagini, tra l'altro sono sulle tracce già di quest'auto, non è pare addirittura che ne avesse una targa rubata. Sì, sicuramente, come anche ieri al comando dei carabinieri, che posso ringraziarli, hanno detto che avevano una targa da una macchina rubata, giustamente, non può, e via, però sono sulle tracce, speriamo che vengano anche presi e che la legge faccia il suo percorso, che è giusto che faccia, dopo il resto non posso farlo io ho provato solo a salvare quello che è mio e basta. Dove ha trovato il coraggio? Il coraggio mi è venuto senza trovarlo, forse la mia personalità mi porta a questo. Io sono buono, se uno mi chiede gli do, se è possibile gli do, perché giustamente se puoi aiutare uno lo aiuti, ma non con questi sistemi. Lei ha detto che adesso ha molta paura a rientrare nella sua casa. Io adesso forse mi vergogno anche a dirlo, ma non è una vergogna. Non entro a casa, io entro, prendo le 2 cose utili e vado via, minimo per una settimana, mi sposto dalla mia abitazione, vado a dormire su un altro posto dove ho anche 2 figlie, vado a dormire intanto con mie figlie e resto là intanto per una settimana, sperando che mi passi queste visioni che continuo a avere. Stanotte non le ho avute perché forse ero con mia figlia. E non le ho avute stanotte anche perché non dormivo la notte prima, e ho riposato anche abbastanza tranquillamente con la bambina a fianco, ma da solo non dormirei adesso, perché mi sembra di trovarmelo davanti, di vedere questa cosa, non avrei mai pensato di trovarmi nella mia vita. Sono riusciti a rubare dell'oro? Ma hanno portato via quello che hanno potuto dentro come che tutti facciamo. Abbiamo sul reparto notte un comodino, dentro sul cassetto c'era dell'oro, non ho neanche guardato bene cosa, perché non mi interessa relativamente, perché non ho neanche guardato bene, hanno portato via quello, perché dopo, avendo fatto quello che ho fatto, hanno avuto anche loro il tempo di fuggire. Non potevano mica stare dentro, se stavano dentro altri 4-5 minuti erano in gabbia loro, nel senso. Una situazione terribile, perché davvero oltre alle ferite profonde riportate a livello fisico, c'è una ferita profonda a livello morale, perché c'è davvero questa paura, ed è un po' una nota comune a tutte le persone che vengono colpite nella propria abitazione, il terrore di tornare a casa, tornare nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro al mondo. E tra l'altro adesso si diceva, i carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini per riuscire a risalire alla banda che sta seminando il terrore e ha seminato il terrore a Cassola. Per il momento da Cassola è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie davvero a Vanessa Manzato. Ovviamente torneremo a parlare di questa violenza, di questa rapina davvero violenta nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto alle 18:25. Ed ora andiamo subito a Vicenza per parlare dei vigili di quartiere con 330 attività. Ce ne parla la nostra Luisa Bertini, che si dovrebbe essere collegata con noi. Luisa, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al comandante della polizia locale Massimo Parolin e all'assessore Matteo Tosetto. Perché? Perché oggi, oltre a tracciare il punto della situazione su quello che sono stati i controlli in termini di vigili di quartiere, è stato presentato il sistema ritarato, in modo tale che tutti i quartieri saranno coperti la mattina o il pomeriggio da questo tipo di presidio sul territorio. Ne parliamo con il comandante. Sì, il servizio di vigilanza di quartiere è decollato con questa amministrazione. Noi attualmente serviamo tutti i quartieri della città, evidentemente in forma alternata mattina e pomeriggio. Una novità importante è quella del collegamento con i consigli di quartiere, perché ora le segnalazioni non perverranno solamente dal cittadino sulla strada, diciamo, ma perverranno anche appunto da questo organo politico amministrativo che ci consentirà di vigilare maggiormente e in modo migliore sul quartiere stesso. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare in futuro a una fidelizzazione dell'agente di polizia locale nel singolo quartiere, cioè la stessa persona, perché sarebbe il gold standard dell'attività di vigilanza di quartiere. E nel frattempo cerchiamo di implementare sempre di più lo stesso, cercando di garantire la massima visibilità dell'operatore di polizia, in modo tale da consentire anche alle persone, ai cittadini, di poter accedere a questo servizio per chiedere informazioni, per segnalare, per comunicare, per fare qualsivoglia altra attività, in modo tale da garantire la massima prossimità al cittadino stesso. Ecco, andate ad implementare questo tipo di servizio perché c'è stato un buon riscontro da parte dei cittadini in due termini, in termini di deterrenza e in termini proprio di presenza, quindi di visibilità tangibile sul territorio. Sì, certo, il comando ha l'obiettivo principale, quello di garantire la massima visibilità dell'operatore, quindi l'operatore stesso deve appunto assicurare la sua presenza nei parchi cittadini, vicino agli esercizi commerciali, vicino alle scuole, vicino comunque dove c'è aggregazione urbana e dove la gente cammina quotidianamente, in modo tale da rassicurarli con la nostra presenza. Ecco, ma c'è anche l'implementazione dei controlli di vicinato che adesso saranno sistematici anche con i consigli di quartiere. Come funzionerà? Ma sulla partecipazione attiva della cittadinanza ne abbiamo fatto un grande obiettivo nel nostro mandato amministrativo, con i consigli di quartiere in primis. Con i controlli di vicinato stiamo promuovendo la costituzione di nuovi gruppi, proprio perché ci teniamo particolarmente a questo progetto che è attivo da diversi anni, ma che vorremmo in modo importante abbastanza potenziarlo, motivo per il quale poi nel momento in cui all'interno di ogni singolo consiglio di quartiere dovessero nascere più gruppi, un coordinatore di questi potrà sedere all'interno del consiglio di quartiere per poter dire la propria opinione, proprio per poter portare al centro dell'attenzione della discussione del consiglio di quartiere anche l'argomento sicurezza. Ecco, l'avete sentito, sicurezza su più fronti, dalla visibilità al territorio al potenziamento dei controlli di vicinato. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Noi subito da Vicenza andiamo nel Trevigiano, dove ieri il maltempo ha causato diversi danni, grandine in varie zone. E subito a Povegliano, perché a subire più danni è stata proprio l'agricoltura. Lucio, ti vedo proprio con un chicco, per dire un chicco molto grande di grandine. Esatto, buongiorno, mi trovo a Povegliano e questo è a distanza di oltre mezza giornata e con il sole a picco quello che rimane ancora non solo a terra, ma come vedete alle spalle, sono qua a Amedeo Tonon, questo è il suo territorio, la sua area di coltivazione, sopra di noi abbiamo ancora la grandinata. Amedeo Tonon, cosa è successo ieri? Ma ieri sera sembrava un temporale normale, estivo classico, senza una forte presenza di nubi.
poi a un certo punto è iniziato a grandinare e ha grandinato. Allora abbiamo dei problemi oggi di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo quanto prima. Vi dicevo appunto una grandinata un po' a macchia di leopardo da Ponzano, Paese, Povegliano, come avete visto, insomma danni purtroppo come al solito alle auto, ma ad essere danneggiata l'abbiamo vista soprattutto l'agricoltura, agricoltore in ginocchio. Già in passato c'era stata una grandinata poco tempo fa che aveva distrutto le viti, ora invece questa nuova ondata di maltempo che sta davvero mettendo in ginocchio gli agricoltori, come avete sentito, come avete visto anche dalle immagini con Lucio Zanato che teneva in mano quasi più di una pallina da tennis, sembrava di grandine, che è rimasta così nonostante sia passato del tempo. Ora non so se riusciamo a ripristinare niente. Allora attendiamo di ripristinare questo collegamento con il nostro Lucio Zanato ed ora torniamo invece a parlare di cronaca, di un fatto gravissimo avvenuto nel Bellunese, dove un cittadino straniero è stato aggredito. 5 persone sono denunciate, le indagini della polizia, ma ci parla e ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela. Da poco in quest'ora a Belluno si è conclusa la conferenza stampa su questo episodio che il questore Roberto Della Rocca ha subito chiarito non trattarsi di una bravata, una violentissima aggressione da parte di un gruppetto di giovani fra i 17 e i 20 anni, tutti bellunesi, famiglie normalissime, ai danni di un egiziano di 46 anni che i ragazzi incontrano attorno alle 3 di notte in Piazza dei Martiri davanti a una tabaccheria. Le telecamere di sorveglianza riprendono la scena che degenera in pochi minuti. I ragazzi per motivi sconosciuti iniziano a spingere e aggredire l'uomo che scappa, si riavvicinano, lo aggrediscono nuovamente, il 46enne tenta di divincolarsi fino a quando in via Loreto, a poca distanza, l'uomo oramai a terra viene letteralmente sommerso di calci alla testa e di pugni. Le sue richieste di aiuto vengono udite da un passante che mette in fuga il gruppo. Sul posto arrivano la volante e l'ambulanza del SUE, ma al pronto soccorso all'uomo vengono diagnosticate lesioni al volto e alla testa e in ogni parte del corpo, fortunatamente non gravi, ma è stata solo una fortuna. Scattano le indagini che però si scontrano con un muro di omertà. L'aggressione da quei giovani viene anche ripresa e il video diffuso su WhatsApp. Tutti vedono quel video, nessuno parla, salvo un giovane che ricevute le immagini non si gira dall'altra parte. Per il fatto gravissimo accaduto lo scorso marzo, le indagini sono in corso. Squadra mobile e volante hanno individuato i ragazzi, sono 4 maggiorenni e 2 minorenni, le procure interessate sono perciò quella dei minori di Venezia e la procura ordinaria di Belluno. Tutti a vario titolo sono accusati di lesioni aggravate in concorso e nei prossimi giorni scatteranno anche le misure di daspo urbano disposte dal questore Della Rocca, che dice: c'è assoluta mancanza di consapevolezza che, come nella legge fisica, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria e che non finisce tutta tarallucci e vino. Si lavora perciò sulla prevenzione per evitare una escalation di violenza che le montagne finora hanno tenuto ai margini della cronaca bellunese. Il video che vi ho inviato è a vostra disposizione, è veramente grave e sconvolgente per quello che si vede, per come è stato, anche per la leggerezza con cui è stata commessa questa violentissima, violentissima aggressione, apparentemente senza motivo alcuno. Peraltro tutto quello che è accaduto è stato ripreso fedelmente dalle videocamere di sorveglianza di Piazza dei Martiri a Belluno, che da via Loreto, dove poi l'uomo è stramazzato al suolo, dista davvero poche decine di metri. Daniela.
Grazie davvero, grazie Tiziana. Avete visto insomma una violenza inaudita e senza giustificazioni. Ovviamente anche di questo torneremo a parlare nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto sempre alle 18:25 e poi nel corso dell'edizione trevigiana alle 19:30. Noi torniamo subito nel Trevigiano dove si era bloccato il collegamento con il nostro Lucio Zanato che ci parlava appunto di maltempo e dei danni. Siamo a Povegliano. Lucio, a te la linea nuovamente. Sì, grazie. In mezzo ai campi può capitare che ogni tanto il segnale parte. Comunque, tornando a noi, l'area colpita da ieri pomeriggio intorno alle 17:30 circa è di quella di Povegliano, di Arcade, di Volpago, Camalò, insomma un'area abbastanza circoscritta ma soprattutto tanto battuta. Abbiamo perdite importanti qui, ad esempio grazie a Medeo Tonon ci fa vedere la sua coltivazione, si è salvata coltivazione di kiwi anche di alta qualità perché ci sono le reti, però le reti hanno avuto danni importanti. Sì, buongiorno a tutti quanti. Le reti hanno avuto un danno importante soprattutto perché si sono spaccate, sganciate le placchette, quelle di tenuta. Perché insomma qui vediamo ancora adesso, cioè, sono chili e chili e chili grandi che sono accumulate. Quintali soprattutto, su campate 10 metri si rischia di avere quasi 4-5 quintali di grandine su. E il danno più importante è quello alle strutture e poi sostanzialmente anche alla frutta nella parte interna, perché diciamo che la parte interna del filare dove c'è lo scarico della grandine è battuta abbastanza. Insomma qui abbiamo un 30% di perdita sostanzialmente così a spanne. Sì, un 30-40% di grandinato, esatto. Ecco, sì. E qui siamo dentro, pensa Daniela, sotto le reti di protezione fuori, avete visto le immagini girate questa mattina, abbiamo la perdita del 100% ad esempio per quanto riguarda alcuni seminativi, mi viene in mente il frumento, mi viene in mente l'orzo che doveva essere trebbiato in questi giorni ed è andato completamente perduto, e poi naturalmente anche gran parte delle verdure. Sono andato in una casa dove c'era una coltivazione di fragole completamente azzerata, stessa cosa per quanto riguarda le zucchine, quindi diciamo così la parte dell'orto, della verdura, chiamiamola così, è seriamente compromessa. Insomma, danni davvero importanti per questo territorio e solo in parte coperti da assicurazione, e quindi una ennesima battuta d'arresto per quanto riguarda l'agricoltura veneta. Poi per non parlare di alcune aree dove ci sono dei vitigni di prosecco, lì andiamo veramente alla perdita del 100% e addirittura a dover entrare per una potatura anticipata per riuscire a salvare addirittura la produzione del prossimo anno che non sia compromessa proprio da questa grandinata. Quindi danni davvero importanti in poco più di mezz'ora, e direi che con questo posso restituirti la linea allo studio. Grazie Lucio Zanato, grazie anche al suo ospite. Prima della pubblicità solo una nota veloce che è arrivata ora, si informa che il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il lunedì 29 giugno 2026 in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. È stato negato alla 77enne trevigiana affetta da un tumore in fase terminale l'accesso al suicidio medicalmente assistito. La denuncia dell'associazione Coscioni: nessuna visita e nessuna indicazione delle ragioni del diniego. Fine vita, suicidio medicalmente assistito negato alla 77enne trevigiana che nei giorni scorsi aveva inviato una diffida e una messa in mora all'azienda sanitaria per sollecitare l'attivazione urgente della procedura. Dopo oltre 2 mesi di attesa, Maria Cristina, affetta da mesotelioma pleurico in fase terminale, ha ora ricevuto dall'ULSS 2 la notifica del diniego. A darne comunicazione Filomena Gallo e Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni. Si tratta di una decisione gravissima, scrivono in una nota, resa ancor più grave dal fatto che l'azienda sanitaria non ha indicato le ragioni del diniego, non ha specificato quali dei requisiti individuati dalla Corte Costituzionale sarebbe risultato mancante, non ha trasmesso la relazione del gruppo tecnico né il parere del comitato etico sui quali la decisione sarebbe fondata. Ancor più sconcertante, prosegue la nota dell'associazione Coscioni, è che la signora non sia mai stata visitata dal gruppo tecnico incaricato della verifica. Ora, assieme alla 77enne, l'associazione valuterà quale iniziative giudiziarie intraprendere.
In una nota l'ULSS 2, esprimendo la più profonda vicinanza umana alla paziente, precisa che le valutazioni destinate a valutare i 4 requisiti richiesti dalla legge per accedere al suicidio medicalmente assistito sono state demandate ad organismi tecnici e bioetici indipendenti. L'esito della procedura amministrativa e sanitaria è la risultante di un esame rigoroso e non di scelte arbitrarie o discrezionali. Il gruppo tecnico multidisciplinare ha operato analizzando in modo approfondito l'intera e dettagliata documentazione clinica del paziente, indipendentemente dall'esito di specifiche istanze giuridiche. L'obiettivo prioritario di questa ULSS, continua la nota, rimane la presa in carico globale della paziente. Viene garantito e potenziato ogni sforzo sul piano delle cure palliative, del supporto psicologico e della terapia del dolore, volti a lenire la sofferenza e a preservare la miglior qualità della vita possibile in questa complessa fase della malattia. Ed ora una notizia invece sempre di cronaca che arriva da Rovigo. Un 53enne di Ceneselli è stato condannato dal Tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di 2 ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. Ed ancora una notizia, un atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurato pochi giorni fa. Sulla vetrina del logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Ed ora cambiamo completamente argomento. La carica dei fanti piumati presenti a Lignano, Sabbia d'Oro per il raduno nazionale dei bersaglieri. I fanti piumati d'Italia si sono radunati a Lignano Sabbiadoro con circa 8.000 cappelli piumati provenienti da varie parti del paese e dall'estero per partecipare al 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri, ultima di 5 giornate che dal 27 maggio scorso, in cui tradizione, musica dalle fanfare, sfilate e momenti commemorativi si sono intrecciati tra memoria e partecipazione. Dopo il saluto del capo di Stato Maggiore della Difesa, il saggio ginnico dell'11° Reggimento Bersaglieri, le cornamuse polacche, banda ucraina, ha tenuto un breve discorso la sottosegretaria alla difesa, in rappresentanza del governo, Isabella Rauti. Le frecce tricolori hanno sorvolato il lungomare. Infine sono sfilati i piumati in marcia. L'edizione 2026 assume un valore speciale secondo gli organizzatori, dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli, in ricordo dell'impegno instancabile con cui i bersaglieri portarono soccorso alle popolazioni colpite. Il raduno, sostengono i bersaglieri, non è solo celebrazione, è anche un'occasione di incontro, di festa, di condivisione di valori senza tempo, una grande manifestazione aperta a tutti. Al raduno sono arrivati messaggi dalle più alte autorità dello Stato, prime fra tutte quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 50° anno dal terremoto, quest'anno proprio a Lignano. Perché a Lignano? I bersaglieri sono stati la parte dell'esercito che ha portato qui le persone, gli sfollati, chi non aveva più un tetto sopra la testa, nelle tante case, seconde case messe a disposizione da parte dei proprietari friulani. E grande festa rosa a Roncade per la partenza della seconda tappa del Giro d'Italia Women dalla marca Caorle Sport e Festa. 5, 4, 3, 2, 1, parte la seconda tappa del Giro d'Italia Women by ITA, Italian Trade Agency, da Roncade a Caorle per 156 km. È partita da Roncade la seconda tappa del Giro d'Italia Women, 156 km che dalla cittadina trevigiana hanno portato le atlete fino a Caorle, attraversando la Marca ed il Veneto orientale, con passaggio sul muro di Cadelpoggio, la celebre salita trevigiana che torna a vivere ad appena 3 giorni dal passaggio del Giro maschile la festa, stavolta con il Gran Premio della Montagna dell'edizione Women. Maglia rosa allo start per Elisa Balsamo dopo la clamorosa esclusione
l'esclusione di Lorenza Wiebes per bici non conforme. Io farei un applauso speciale ad Elisa Balsamo, perché comunque essere leader della corsa di casa è sicuramente un'emozione particolare. Riflettori dunque puntati di nuovo sulla Marca con Roncade addobbata di rosa. Una grande emozione in questa fantastica giornata. Abbiamo accolto le atlete del Giro d'Italia Women assieme anche a tanti altri amministratori. Ci hanno fatto anche i complimenti per la grande accoglienza, ma questo è frutto di più di 2 mesi di lavoro e più di 300 volontari che hanno fatto sinergia, che hanno lavorato assieme e hanno creato questa fantastica giornata. Per Roncade è un grande momento per far conoscere all'Italia intera, ma non solo, le bellezze che abbiamo. Numerosi gli amministratori che hanno assistito alla partenza delle ragazze per una manifestazione sportiva che ha visto un grande impegno di promozione della Regione Veneto. Non c'è Giro d'Italia senza il Veneto, naturalmente, e penso che questo sia il miglior strumento di promozione del territorio, perché le visuali che fanno i ciclisti, ma soprattutto chi li segue durante le dirette televisive di tutti i nostri territori, penso che siano un'eccellenza della vera promozione che si può fare di un territorio speciale come il nostro. Prima avevamo parlato di zona rossa nel Trevigiano, avete sentito dal collegamento con la nostra Marta Marangon. Dunque a Vicenza e Padova è stata prorogata, a Treviso scade proprio in questi giorni, ma il sindaco Conte vuole proporre al prefetto di proseguire e rafforzarla anche dopo gli ultimi episodi, come avete sentito nella nostra edizione, gli ultimi episodi di violenza. Molti però la ritengono uno strumento non efficace. Parliamo quindi della zona rossa e noi vi chiediamo nel nostro consueto sondaggio del lunedì: con la zona rossa vi sentite più sicuri? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, quindi non vi sentite più sicuri, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto durante la nostra trasmissione in prima serata Ring. E vi ricordo questa sera gli ospiti di Ring: Mario Conte della Lega, Laura Besio, Fratelli d'Italia, Gennaro Marotta, Azione, Antonella Tocchetto, Partito Democratico, e poi nella seconda parte della trasmissione ci sarà Luca Tecchiato di Meteo 5.0 e Cacciatori di Tempeste per parlare di eventi meteorologici estremi. Cioè, abbiamo visto insomma in questo periodo che cosa sta succedendo. Queste dunque notizie, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Di nuovo in studio con la nostra prima edizione vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto: Marco Provenzale, coordinatore progetto Giovani in Centro, buongiorno. E Damiano Grespan, coordinatore del progetto Io Sono Speranza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prima di mandare in onda il video che vi facciamo vedere fra pochissimo, però una domanda veloce. Abbiamo fatto un sondaggio sulla zona rossa che riguarda ovviamente anche tutti gli episodi di violenza che hanno riguardato i giovanissimi. Dunque, che cosa pensate voi che state facendo tutta questa serie di iniziative proprio a favore dei giovani? Di queste zone rosse che cosa pensate? Allora, diciamo, il problema c'è, nel senso che è risultato anche da un dato di novembre 2025, la provincia di Treviso e poi conseguenza il centro in quanto capoluogo di provincia destinatario di numerose denunce a carico dei minori, no? E parliamo di doppio della media nazionale, giusto per intenderci. Quindi evidentemente il problema c'è. Su come uscirne, diciamo, ci sono vari fronti, varie possibilità. Sicuramente noi pensiamo che servono un po' tutti gli strumenti, no? Quindi sicuramente quindi potrebbe essere utile anche questo. La presenza delle forze dell'ordine è utile. Diciamo che una zona rossa, però la creazione di zona rossa penso che siamo un po' tutti d'accordo, di per sé non è mai la soluzione preferibile, è l'ultimo step da cui si dovrebbe arrivare, è una situazione un po' di emergenza, mentre qui c'è il rischio che diventi un po' strutturale. Allora forse dobbiamo lavorare anche su tutti gli elementi, un po' di più, tutti gli elementi che generano questo disagio giovanile, ed è quello che cerchiamo di fare con i progetti. Invece la tua opinione su questo? Ma secondo me sarebbe più ideale andare a ricercare dove sono i problemi e andare lì a lavorare per i ragazzi, quindi andare a cercare dov'è il problema e cercare delle soluzioni per risolvere quel problema, da cui poi scaturisce tutto quello tutti i fatti che vediamo. E quindi, però di certo, come diceva anche Marco, la zona rossa è un po' una sconfitta, la sola zona rossa è un po' una sconfitta per tutti,
per noi, per i commercianti che ne avranno un riscontro negativo, per i turisti, ok? Quindi c'è un po' tutta la città che ne soffre, secondo me. Il problema però, insomma, diciamocelo, c'è dei giovani, questo insomma l'abbiamo detto anche perché avere un dato così importante per il 2025 con di reati che coinvolgono i giovani, insomma, fa pensare, ecco. Fa pensare assolutamente, infatti il 19 maggio abbiamo fatto questo evento anche a Santa Caterina, proprio di discussione partecipata anche con i cittadini di Treviso riguardo questo argomento, e sono venute fuori almeno 5 fattori per la quale questo numero è così elevato a Treviso. Beh, anzitutto una presenza, una prossimità delle forze dell'ordine. A volte un dato così alto non di per sé è negativo, vuol dire che c'è un presidio, c'è una presenza delle forze dell'ordine, quindi più immediatamente una persona può fare una denuncia o segnalare un episodio. Poi c'è anche il senso dei trevigiani dell'alto decoro urbano, cioè mettiamolo questo nel discorso, nel senso che sappiamo che Treviso la riconosciamo tutti per la sua bellezza e tutti la vogliono anche preservare dal punto di vista, no, estetico, e quindi questo però a volte fa tendere il fatto che appena c'è una cosa fuori posto di andare a fare una denuncia. Poi c'è anche il tema della percezione dei media, infatti siamo contenti che ci avete invitato e su questo diamo atto ad Antena 3 che oltre a porre le questioni, diciamo, rispetto agli episodi negativi si parla anche dei progetti positivi. Questo è molto importante perché è uscita una statistica l'anno scorso nelle testate del nord-est, 2500 articoli o episodi che segnalano episodi di disagio giovanile, quindi la percezione che si crea è molto negativa. Quindi magari anche una persona che vede un gruppo di giovani che deambulano in centro senza capire bene le intenzioni, magari può sospettare che sia qualcosa di negativo e magari parte la denuncia. E poi c'è il tema, diciamo, anche delle disuguaglianze, però anche questo dobbiamo dire che Treviso resta virtuosa su tanti profili. Su questo qui, tra primo quintile della popolazione e ultimo quintile, siamo 104esimi su 107 province in Italia, quindi c'è un tema di disuguaglianze che alimentano. Lavorando su tutti questi punti però si può arrivare a qualcosa. Prima allora farei vedere, prima di continuare questo argomento, farei vedere un video con 3 ragazze, ecco qua. Vediamo questo video e poi lo commentiamo insieme. Carissime, vi abbiamo conosciuto da poco e vi volevamo chiedere cosa ne pensate di questo camper che arriva in questo posto. È bellissimo. Perché è bellissimo? È un'idea strana, creativa e mi piace. Perché vi piace? Perché ci mostra come siamo veramente. E come siete veramente? Creative. A me piace questa idea perché è bellissima e perché noi non abbiamo niente da fare e cioè io stavo arrivando con la mia amica, ho visto questo posto qua, ho detto dai corri andiamo a cantare. Siamo noi pazze. Sì, stupendo, sì. Grazie per la vostra spontaneità, grazie. Insomma, 3 giovanissime che si sono avvicinate, lo ricordiamo, al camper che viene posizionato nelle zone strategiche della città, non solo di Treviso, però parliamo adesso di Treviso, e quindi una delle zone strategiche è proprio la zona rossa. E 3 ragazze che si sono avvicinate e che insomma hanno visto questa iniziativa ed è piaciuta. Sì, diciamo, questo è uno strumento, diciamo, per affrontare il tema del disagio non basta lavorare nei contesti formali strutturati, cioè le scuole, le associazioni, eccetera, eccetera. Bisogna trovare i ragazzi lì dove vanno, diciamo. E quindi sicuramente la stazione del Corriere è una zona di transito, è una zona che è stata caratterizzata da fenomeni di disagio giovanile. Quello che cerchiamo di fare è renderla, diciamo, un luogo diverso, ospitale per i ragazzi, aperto, diciamo, alla loro anche spirito di iniziativa. E infatti il camper è attrezzato con delle casse Bluetooth, della musica, i ragazzi le possono collegare e fare delle challenge di musica. Questo rende un presidio territoriale che riqualifica un luogo diverso dall'esclusivo utilizzo delle forze dell'ordine, con cui collaboriamo, devo dire, con il comandante, assolutamente. Ecco, dopo commenteremo anche queste immagini. Ma e quindi questo camper adesso sta continuando a girare? Quando lo possono trovare i giovani? Dove lo possono trovare? Allora, inizierà a girare dal mese di maggio, è già iniziato, quindi adesso soprattutto i martedì e i giovedì, indicativamente tra le 4:30 e le 18:30, alternerà un po' la stazione delle Corriere con il retro di Piazza Borsa, via Fiumicelli, anche questo altro luogo ben conosciuto quando si parla di disagio. Avete mai avuto problemi di qualcuno magari che infastidisce invece di interagire con voi?
No, questo devo dire assolutamente no. Beh, da un lato abbiamo degli educatori molto qualificati e preparati, quindi da un lato c'è l'URSS 2 e dall'altro la WISP che fanno questo di mestiere, quindi non è gente improvvisata ovviamente per relazionarsi in questi contesti difficili della strada, bisogna avere le competenze. Detto questo, no, anzi la reazione è opposta, cioè avere qualcuno che suggerisce, ti permette di entrare in contatto e fare un qualcosa, essere approcciati in maniera positiva, questi ragazzi non sono abituati, lo vedono come una cosa positiva che riqualifica il luogo, quindi per ora tutto liscio. E soprattutto il fatto che arrivano, possono cantare, parlare. C'è una storia che ti è rimasta maggiormente magari impressa di una ragazza o un ragazzo che si è avvicinato e ha chiesto aiuto? Ecco, allora non direttamente l'aiuto magari, ma una cosa sì, cioè lo scopo del camper ovviamente non è solo intrattenere o rendere più bello il luogo, certo, quello è anche un aspetto positivo, ma la prima cosa è indirizzare i ragazzi verso l'offerta educativa del territorio, cioè fargli sapere che se vogliono fare musica c'è questo luogo, se vuoi fare uno sport destrutturato ce n'è un altro, ecco, se hai bisogno di ascolto anche sul tema delle dipendenze, eccetera, eccetera, attraverso quel canale lo raggiungi perché comunque l'azienda sanitaria è coinvolta. Quindi un'esperienza sicuramente mi ricordo è di alcuni ragazzi che hanno scoperto la possibilità di andare nella sala prove gestita dal comune gratuitamente, di poter accedere allo spazio semplicemente con un colloquio lì con i nostri operatori del camper. E questo è l'effetto positivo ovviamente dell'iniziativa. Prima abbiamo visto delle immagini, magari adesso le rimettiamo anche in onda, delle foto, magari commentiamo di che cosa si tratta, se riusciamo a rimandare in onda le foto, eccole qua. Queste sono delle immagini molto importanti per quanto ci riguarda, perché danno il senso pratico della potenza della rete e la potenza di quello che può fare la rete nei confronti dei ragazzi. Quindi di fatto che sapere che ci sono associazioni che si occupano di cittadinanza, associazioni che si occupano di integrazione comunque associazioni che si occupano anche comunque come il camper del coinvolgimento dei ragazzi e dell'indirizzo dei ragazzi, come diceva Marco prima, cioè se siamo tutti insieme possiamo raggiungere degli obiettivi molto importanti. Okay? L'importanza è fare rete. L'importanza è fare rete, da soli non si va da nessuna parte. Ne abbiamo avuto l'ennesima prova il 19 maggio, anche perché poi 19 maggio che abbiamo avuto l'incontro a Santa Caterina, diciamo che tutto l'evento poi che è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Volontari Insieme, che dobbiamo solo che ringraziare, che ci ha dato le possibilità e gli strumenti per poterlo fare, questo è doveroso. Abbiamo voluto che i nostri ragazzi che hanno aderito alle band giovanili che hanno aderito al progetto Io Sono Speranza, prima di questo incontro hanno avuto un incontro dedicato solo tra loro e la rock band cattolica dei The Sun, e lì mi sono veramente un po' commosso perché ci sono state delle domande proprio fatte dai ragazzi spontanee che sono state bellissime e mi hanno veramente commosso un po' anche a me, che era un po' tra virgolette l'addetto ai lavori, quindi vuol dire che sentono questo bisogno e questa cosa per loro è importante e noi continuiamo a lavorare appunto per renderla sempre più importante, sempre più bella e sempre più aperta a tutti. Ecco, quanto è importante per i giovani essere ascoltati? No, assolutamente. La questione è che la società è cambiata, no? Tutto un termini diversi, no? La famiglia, la scuola, le associazioni, eccetera, eccetera. Quindi avere questi spazi sono fondamentali. Cito il progetto Ti Ascolto dell'azienda sanitaria e poi anche lo sportello psicologico di ascolto che fa la cooperativa Chiricu, che sono inseriti nel bando Orizzonte Giovani, finanziato dall'Unione delle Province Italiane, capofila provincia di Treviso, con Volontari Insieme, partner e tutta una serie di soggetti, tra cui anche la Murialdo, la SS Target, che l'ho già citata, che realizzano appunto attività di prevenzione, ascolto diretto sia dei ragazzi che delle famiglie. Poi attività appunto di street art, street sport in centro storico e anche formazione agli educatori sulle competenze emozionali e relazionali proprio per sapere ascoltare meglio i ragazzi, anche gli educatori e allenatori sportivi per esempio, perché a volte lo sport è un contesto
dove il ragazzo esprime se stesso, e se ha un educatore, allenatore che non è solo allenatore ma anche educatore, lì possono emergere diversi segnali interessanti. Quindi insomma, terminato il progetto Giovani in Centro, adesso si parte con quest'altro progetto. Come sarà articolato? Sì, allora Giovani in Centro si è concluso con la presentazione di un documento ufficiale che si chiama Treviso Città Educante, che è stato presentato a Santa Caterina il 19 maggio, avete visto le foto prima. Quello è un documento un po' strategico perché pone alcune questioni che sono la questione relazionale, la questione dell'integrazione, la questione degli spazi e la questione educativa nel rapporto tra educatori e ragazzi, che sono i 4 ambiti su cui vogliamo lavorare. Presentato quel documento, che ha visto la compartecipazione di una rete importante, e cito perché ci sono dei gruppi giovanili a Treviso che lavorano, che spesso non vengono messi magari in risalto, ma gli ATV, Binario 1, la pastorale giovanile, almeno questi 3 mi sento di citarli, Rock in Motion per la parte di rigenerazione urbana, che ha gestito il Festival d'Acqua questi giorni, magari avrete fatto anche qualche notizia su questo, e poi iCare che si occupa di integrazione. Tutto insieme, collaborando sempre con l'amministrazione comunale, le politiche giovanili, il progetto giovani del comune. Ecco, Volontari Insieme ha avuto questo ruolo di fare un po' da capofila della rete, proprio per il suo ruolo di rappresentanza delle associazioni del terzo settore. Certo. Ecco, e anche perché, voglio dire, è molto importante in questo ambito non essere ideologici, ma essere collaborativi tra l'amministrazione, le associazioni, certo, eccetera, perché una sfida così grande, appunto, abbiamo detto, non si risolve da sola. Adesso, passato questo Giovani in Centro, questo è stato molto importante perché ci ha permesso di avere una base di relazioni di partner e di competenze, per cui abbiamo presentato un nuovo progetto grazie alla provincia che è capofila, che sarà Orizzonte Giovani, che si concluderà a giugno 2027, che lavora appunto prevenzione e ascolto, tutta questa parte, poi la parte di attività dirette per i ragazzi, riqualificazione di spazi, street art, street sport, e poi la formazione degli educatori, allenatori sportivi. Ecco, quindi un nuovo progetto per cercare di coinvolgere sempre di più i giovani, visto che insomma un po' le problematiche non sono solo di giovani, perché dobbiamo dirlo che insomma la zona rossa poi magari sembra che sia stata decisa perché ci sono giovani, no, purtroppo no, certo, si parla di, insomma, di problematiche di criminalità che va al di là, insomma, del disagio anche solo giovanile, perché sennò sembra davvero che parliamo solo di giovani sempre in senso negativo. Tutte queste attività si fanno, dicevi, in rete comunque con tante associazioni, perché come dicevamo prima, se non c'è una rete dietro non si riesce. E avete coinvolto anche, sia nel primo progetto come adesso con questo, tanti giovani. Sì, sì, no, assolutamente, ma questo è il vantaggio della rete, perché poi appunto è complementare, no, il fenomeno, quindi lo puoi prendere da una prospettiva, non basta solo la parte sanitaria, non basta solo la parte sportiva, non basta solo la parte della formazione nelle famiglie, o non basta esclusivamente focalizzarsi sull'integrazione, però ognuno fa il suo pezzetto. Ecco, la differenza è che cerchiamo di farlo in maniera coordinata e anche, diciamo, condividendo i percorsi, quindi per esempio un problema che c'è a volte nelle associazioni, c'è la frammentazione dei programmi, ognuno fa il suo proprio programma specifico. Invece, facendo questa rete, per esempio, una cosa interessante che è successa è che diverse di queste associazioni hanno iniziato a collaborare fra di loro e coorganizzare gli eventi, quindi ognuno si è portato dietro il suo gruppo di giovani. Che non è una cosa scontata. Non è una cosa scontata, però chiaramente così si riescono a fare le cose con più impatto, con più successo, come è successo a Santa Caterina, dove abbiamo messo insieme delle esigenze diverse, la presentazione di un documento, la possibilità dei giovani di partecipare a un concerto, e la cittadinanza ha risposto in maniera positiva con una grande partecipazione. Quindi tanti progetti e io speranza, soprattutto giovani che parlano con la musica. Sì, loro parlano con la musica è il loro, tra virgolette, come si può dire, la loro via. Un po'. Esatto, quindi ma più che altro parlano, e quindi infatti il 19 maggio c'è stato più che altro anche un dialogo, okay? Più che solo un concerto, testimonianza, concerto, appunto, quindi dove la platea poteva partecipare in modo attivo, okay? Quindi non vedere solo lo spettacolo o ascoltare solo la musica, ma anche fare delle domande agli artisti, e quindi alcune domande sono state anche fatte da ragazzi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere,
e poi noi conosciamo tutti chi sono i The Sun, quindi ci siamo ripromessi di riportarli in concerto l'anno prossimo, quindi adesso con Marco stiamo appunto lavorando con la rete per fare un evento dove tutti siano partecipi per poter ingrandire questa cosa e dare comunque maggiori risultati a quello che è il progetto Treviso Città Educante, che ha preso i primi passi il 19 maggio, insomma. Ecco, io volevo anche fare una domanda, Marco. Si parla di giovani, noi non l'abbiamo citato prima, ma è un fatto forse non l'avete ancora saputo. Non è avvenuto a Treviso, è avvenuto nel Bellunese, dove insomma un gruppo di 5 giovani, di cui 2 minorenni, lo vorrei ricordare, con un video che è davvero agghiacciante, aggrediscono in maniera violentissima un cittadino straniero che nulla aveva fatto, a parte che non è giustificato in ogni caso, ma che nulla aveva fatto, e davvero fa pensare, perché quando vedi queste cose dici: ma allora tutto quello che stiamo facendo ha un senso? Com'è possibile che poi ci sono queste persone? Lasciamo che non è la piazza di Treviso, ma è quella di Belluno, però insomma il problema è lo stesso. Sì, ma infatti il tema delle competenze emozionali e relazionali, il tema della violenza, no, sono dati che ci dicono che sta aumentando tantissimo, no? Sono queste 3 D: dipendenze, dispersione, devianza e criminalità, no? Noi abbiamo visto, abbiamo presentato proprio, ci abbiamo ragionato il 19, sono 3 variabili tutte in aumento. Allora lì appunto bisogna veramente fare questa rete fra tutte le associazioni. E, ci sono dei dati sulle dipendenze, per esempio, interessanti, come nuove forme, no? Perché uno pensa sempre alle sostanze, mentre c'è il binge drinking, si chiama, no? Questa cosa di sballarsi in breve tempo, no? Con tante bevande alcoliche, o il vamping, continuare a consultare telefonini fino a orario tardo, poi genera nei ragazzi la mattina salto di colazione. Certo. Mancanza di attenzione, questo creano tensioni a cascata, no? C'è tutta una serie di comportamenti. Poi sono i modelli positivi, dobbiamo dire questo, no? Che tipo di musica ascoltano questi ragazzi? Cioè i testi che inneggiano la violenza, eccetera, eccetera, questo. Poi hanno anche un desiderio di essere visti e osservati, ci dicevano, no? Nessuno si vede che ci siamo, nessuno ci ascolta, e questo all'ennesima potenza può generare anche il fatto che uno, per farsi vedere, va a fare un atto, diciamo, fuori dalle regole, ok? Tutto questo non è giustificato e quindi va fatto un lavoro veramente a monte. Mi sembra importante il coinvolgimento su questo delle comunità straniere che ci sono nella nostra rete, perché altrimenti diventa sempre una causa del problema, non una soluzione. Quindi stiamo cercando di anche collaborare con loro per mettere in luce anche il contributo che come cittadini portano a Treviso, sia dal punto di vista lavorativo, ma dal punto di vista anche dell'associazionismo, perché ce l'hanno, fanno iniziative nel territorio. Ecco, quindi si cerca di lavorare a 360 gradi. Quando pensi o senti di questi fatti, cosa ti viene in mente subito di questi fatti come quello avvenuto nel Bellunese? Ricordiamo, 5 persone sono state denunciate. Il pensiero è cosa è che ha portato a queste persone a fare quello che hanno fatto. Quindi un po' tendi a pensare dove si sarebbe potuto fare di più, okay, per evitare che si arrivasse a questo risultato, a questo fatto. Quindi un po' la colpa forse è un po' di tutti, okay? Nel senso che perché viviamo al momento in una società dove l'io è sempre più preponderante e si lascia un po' da parte il noi, ok? E quindi però invece dovrebbe essere proprio il contrario, è il noi che fa la forza e che fa andare avanti tutto quanto il mondo di fatto. Quindi, perché se guardiamo l'associazionismo, se non si ha una sola persona non può fare un'associazione, certo. Perché ci sono 1000 sfaccettature da guardare, 1000 cose da fare, quindi, però se hai un gruppo dietro di persone che si suddividono un po' il carico, allora certo, tutto diventa più facile e gli obiettivi molto più raggiungibili. Ecco, prima di chiudere la domanda è: qual è il prossimo passo, le prossime cose che farete con questo nuovo progetto? Beh, allora, anzitutto inizieremo anche a cercare di fare qualche attività più di street art e street sport in centro, questo per riqualificare un po' le piazze.
Poi cito l'evento che organizzeranno il 27 giugno Piazza Rinaldi, le band giovanili legate a questo gruppo comunque della pastorale giovanile, ma non sono solo band dell'ambito cattolico, e quindi lì si esibiranno in piazza il 27 giugno. Poi cito, visto che è un altro argomento importante sulla politica in generale, 19 settembre Giro d'Italia per la pace in piazza Borsa, quindi partendo dai quartieri ci saranno delle marce che confluiscono poi in piazza Borsa, dove cittadini che sono impegnati sul tema della pace, con giovani anche che stanno organizzando questa iniziativa, faranno vedere come Treviso può diventare una città cantiere di pace, lavorando con le scuole, sulla giustizia sociale, sulla partecipazione, appunto. Si concluderà in piazza Borsa con la bandiera della festa dei popoli di Giavera, che arriverà il 19 settembre, quindi con la lampada anche di Assisi di San Francesco. Benissimo, quindi insomma tanti gli appuntamenti, ovviamente continueremo a parlarne di questi appuntamenti man mano che saranno organizzati in modo insomma da valorizzare e da richiamare più possibile i giovani proprio in piazza. Io ringrazio davvero Marco per essere stato con me e anche Damiano Grespan, grazie davvero. Prego, grazie a voi. Li avremo ancora di nuovo qua in studio. Ringrazio Simone Merlo e Antonio Paul per averci seguito. Vi ricordo alle 16 l'appuntamento con il nostro film Casa Pappagallo e poi la nostra programmazione. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie, arrivederci.